corrono forte. Corrono troppo forte di notte. Vanno sempre troppo veloci, sono distratti, c'è un po' di curva, da dove vede le murette da qua fino al centro sono state tutte buttate giù, tutte. Un copione che si ripete troppo spesso è testimoniato proprio dai muretti abbattuti ai bordi della strada. In via 27 aprile a Vallà si corre troppo e non è affatto una novità. Ne hanno fatto anche l'altro giorno qua, in fondo sull'incrocio. C'erano i carabinieri, c'erano i vigili, tutto. Non è che si corre bene in un tempo, una volta la curva era meno, aveva meno pendenza, quindi le macchine tendevano a uscire. E resta da capire se sia stata la velocità o un colpo di sonno a provocare l'incidente che sabato sera ha coinvolto due giovani di 28 e 29 anni che viaggiavano su una Golf bianca, entrambi di Riese. L'auto proveniva da Castello di Godego e dopo aver sbandato è finita nel fosso, sbattendo contro la condotta di cemento. Una traiettoria secca, solo i vigili del fuoco sono riusciti a tirarli fuori dall'abitacolo. Il 28enne si trova in prognosi riservata in rianimazione a Castelfranco con un grave trauma addominale. Il compagno di viaggio è invece a Treviso, dove è stato operato la milza. A Vallà sono ore di apprensione. Il sindaco Matteo Guidolin è in contatto con le famiglie e annuncia interventi mirati con la provincia per rendere il tratto più sicuro.